Un progetto irricevibile, questo è il giudizio del WWF sul tracciato della TAV e in particolare sulla futura linea ferroviaria che dovrebbe collegare Trieste a Venezia. Tra le annotazioni più critiche quelle riferite al tratto interrato sotto il Carso, il servizio di Giuliano Sadar. Un'opera mastodontica ed evanescente del costo previsto di 7 miliardi di euro, 50 anni per la realizzazione, frutto di un progetto raffazzonato, utile a chi vuol continuare a costruire autostrade presentando percorsi ferroviari che già si sa avranno valutazione ambientale negativa. E la durissima posizione del WWF sul progetto della linea TAV Venezia-Trieste presentato da Rete Ferroviaria Italiana Italfer. Il progetto è in realtà 4 progetti distinti, 2 dei quali da Portogruaro a Trieste riguardano direttamente la nostra regione e su cui sono cominciate le valutazioni di impatto ambientale. Il WWF ha messo a punto 57 richieste di integrazione, evidenziando l'assenza dell'analisi costi-benefici e di una giustificazione credibile della necessità dell'opera, poi l'assenza di alternative, elemento fondamentale di ogni via, e la distanza da qualsiasi parametro di sviluppo sostenibile, con la sottovalutazione dell'impatto sul sottosuolo. 14 km sono infatti previsti in galleria sotto il Carso e il rinvio del problema alle successive fasi progettuali. L'alternativa per il WWF è l'ammodernamento della linea funzionante, sottoutilizzata, attraverso l'eliminazione di alcuni colli di bottiglia che permetterebbe già oggi di aumentarne sino a 5 volte la capacità. Sarebbe necessario evidentemente un raddoppio della linea tra Cervignano e Udine che consentirebbe di migliorare anche il collegamento con la Pontebana che adesso è utilizzata per meno di un terzo della sua capacità, un miglioramento del nodo del bivio di San Polo a Monfalcone, poi un collegamento ferroviario di soli 6 km, una linea ferroviaria normale tra Trieste e Capodistria, e già questi interventi consentirebbero di aumentare in maniera spettacolare la capacità di trasporto sia passeggeri sia merci, riducendo anche per i passeggeri i tempi di percorrenza.